un caldo anomalo o un caldo da cui dovremmo abituarci per i prossimi anni? Ne parliamo stasera a Screenshot, ci allontaniamo dai vari temi del Covid e parliamo invece di meteo, di tempo e ovviamente non potevo non invitare una persona che è già volto noto a Telefriuli, lo vedete ogni sera praticamente, Antonino Renda, previsore esperto di meteorologia. Grazie Davide innanzitutto, buonasera a te e buonasera anche ai nostri telespettatori. Allora, mi raccomando, non ci sarà solo Antonino Renda con noi, nella seconda parte della puntata ci collegheremo con una dietista, quindi appunti perché ci darà appunto notizie su come nutrirci durante quest'estate e soprattutto in previsione di questo grande caldo che sta colpendo non solo il Friuli Venezia Giulia ma interamente l'Italia. Caldo anomalo, Renda, oppure no? È già una bella domanda. È un caldo... È lunga. Sì, è lunga da spiegare, ma cercherò di essere sintetico. Allora, partiamo subito col fatto che l'anticiclone africano è una figura barica che ultimamente ci interessa molto più spesso di una volta. Quindi anche in da questo punto di vista siamo di fronte a un cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti. Già nella giornata di oggi abbiamo raggiunto i 35, localmente 36 gradi. Si sono sentiti. Si sono sentite infatti temperature che sono circa 5, 6 ma anche 7 gradi al di sopra delle medie del periodo, giusto per dare un confronto. Negli ultimi anni abbiamo avuto diverse ondate di caldo che sono andate anche ben oltre questi valori, raggiungendo addirittura nel 2015, nel luglio 2015, i 39,5 ma anche i 40 gradi in alcune aree dell'Isontino, dove abbiamo addirittura oltrepassato 40,2, 40,3 e prima non era mai accaduto. Ma se pensiamo che fino al 1983 non eravamo mai saliti oltre la barriera dei 35 gradi, infatti, proprio nella fine luglio dell'83, per la prima volta la città di Udine ha registrato i 35 gradi, che già sembravano un valore inaudito, allucinante, eccezionale. In questi ultimi 20 anni, praticamente quasi ogni estate, abbiamo avuto a che fare con dei picchi di calore anche al di sopra dei 35 gradi. E appunto, già nella giornata di oggi, li abbiamo registrati e nei prossimi giorni andremo decisamente oltre. Quindi posso dire e confermare assolutamente senza timore di smentita che questo sia un caldo anomalo e anche eccezionale. Oggi, giusto per dare un valore che fuoriesca dalla nostra regione, sì, abbiamo registrato 48,8 gradi a Siracusa, un valore che nella nostra nazione, nella nostra penisola, non avevamo assolutamente mai neanche pensato di registrare. Quindi sono temperature assolutamente folli. Oggi ho letto per esempio su alcuni giornali altri esperti di climatologia che dicevano ci ritroveremo come la Puglia meridionale tra qualche anno. Però confermando anche i suoi dati, Renda, da quello che mi ha detto, se prima avevamo 35 gradi eccezionalmente nel periodo di luglio-agosto 20 anni fa, ormai possiamo dire 20 anni fa, anzi no, anche di più, 40, sì. E vuol dire insomma che probabilmente tra altri 40 anni ci ritroveremo come se fossimo al sud in questo momento. Sì, certamente questo non lo possiamo ancora dire, ma ovviamente è abbastanza chiaro. Avevamo anche una tabella da questo punto di vista che faceva vedere le anomalie nel corso dell'ultimo secolo. Infatti, se vediamo un riscaldamento globale abbastanza fermo negli anni 30 e 40, d'altronde ricordiamo che nel 29 abbiamo avuto uno degli inverni più freddi a livello mondiale, quindi su tutto il globo abbiamo avuto un inverno gelido con temperature che sono scese addirittura fino a 24 gradi sotto lo zero, sì, nella stessa città di Udine. Questo nel 29. Successivamente, dopo, il riscaldamento è partito dagli anni 40-50 e ha preso, come detto, il là negli anni 80, quindi anni 80-90, diventando incredibilmente, cioè l'accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni non si trova da nessuna parte dal punto di vista meteoclimatico. Bravo Gian Domenico Ricci che è puntuale, è andato a trovare tra le varie tabelle. Ecco proprio, vedete queste barrette rosse come inizialmente, vedete come siano abbastanza lente, graduali nella loro risalita e negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio, volino verso l'alto, mostrando appunto questo riscaldamento che ormai non ha freni. Esatto, come diceva lei, non possiamo prevederlo certo nel futuro, poi ci saranno anche le azioni, immagino, dell'uomo che ne determineranno, insomma, questo surriscaldamento globale immagino che sia sotto l'occhio di tutti a questo punto. Però è ovvio che la gradazione è quella lì, cioè si va sempre più in su. Sì, anche perché pensiamo che il tutto sia collegato alle quantità di anidride carbonica emesse, quindi la famosa CO2 della quale tanto si parla.
e l'incremento di CO2, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, è stato a dir poco eccezionale. Se poi pensiamo appunto a sfruttamento, combustione dei carboni fossili, questi sono i problemi. La deforestazione, che non solo crea delle aree desertiche e quindi questi problemi dal punto di vista climatico, ma anche incrementa la quantità di CO2 nell'atmosfera. E quindi abbiamo questo effetto serra che porta a delle temperature tremende. A livello mondiale, ricordiamo un mese fa, i 49 gradi alla latitudine del 50° grado di latitudine vicino a Vancouver, a 200 km da Vancouver. Cioè dei dati a dir poco sconvolgenti a quelle latitudini. Quindi non è solo un qualcosa che riguarda noi, è ormai a livello globale. Non allontaniamoci troppo da Vancouver, restiamo magari sul Friuli Venezia Giulia, perché tanta gente dirà oggi vedendo questi 35 gradi o salendo in macchina, addirittura mi segnalava 44 a un certo punto, mi sembrava di essere in Salamoia, ma non mi sono abbronzato, vedete, sono come una mozzarella. Invece come vedete Renda sembra invece il mio clone all'incontrario. Ho preso qualsiasi raggio di sole quest'anno. Sì, esatto, quelle poche volte che si è allontanato da Telefriuli, cioè mai. Quello che volevo chiedere è cosa ne sarà nei prossimi giorni? Sappiamo che non si può fare, me lo spiegherà meglio lei, le previsioni a lungo raggio e quindi non sperate che lo dica cosa accadrà il 23 di agosto, immagino. Certo, però qualcuno me lo chiede ancora, Come? Qualcuno lo chiede ancora. Sì, ma perché la gente deve prevedere dopo le vacanze, no? Per quello. Ma poi perché ci sono dei siti, oltretutto, me lo dirà meglio, che fanno ogni 15 giorni. È possibile? Questo non è possibile? Sono delle applicazioni che tra l'altro cambiano, fanno previsioni per 15 giorni cambiandole 4-6 volte al giorno, quindi praticamente nel giro di 15 giorni avremo 30-40 previsioni diverse della serie, una riusciranno ad azzeccarla. No, questa non è meteorologia, questa assolutamente non è meteorologia. Come quando si dice Lucifero. Ecco, cioè, quando vengono affibbiati questi nomi che sono anche carini, simpatici a questi anticicloni, d'altronde l'anticiclone nordafricano, come detto prima, è questa figura che ci porta a queste temperature, questa massa d'aria molto molto calda dalle latitudini africane, anzi direttamente dal cuore dell'Africa, se vogliamo. Però il fatto che vengano dati questi nomi non è molto corretto, visto che c'è già l'Istituto di Berlino che è deputato a dare dei nomi che sono molto più casti rispetto a questo Lucifero. Ecco, se no il prossimo lo chiamo io Caronte, il prossimo e infatti magari se diventerò acchiappa molti famoso, click comunque, acchiappa molti click che il fatto di sentire siamo in Lucifero. quest'era qua. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Perché questa era la domanda, la gente vuole sapere, ha letto dappertutto che fino a Ferragosto siamo nel pieno del caldo. Assolutamente sì. E sarà così. Stavolta voglio confermare appieno, anche perché nei vari appuntamenti ho già parlato di questo caldo, che appunto raggiungerà il suo picco soprattutto tra venerdì e sabato. Ma infatti già nella giornata di oggi 35-36 un pochettino fanno paura. Ma perché stiamo arrivando a questi valori che probabilmente supereremo nei prossimi giorni? Perché l'anticiclone africano di solito ci sospinge delle masse d'aria che sono secche al sud Italia, mentre poi valicando la pianura padana si riempiono di umidità, quindi ci arrivano con questa caratteristica afa che noi di solito abbiamo. Però come detto nel 2015, così come nel luglio 2006, abbiamo toccato questi picchi intorno ai 38, 39, 40 gradi perché non soltanto avevamo queste masse d'aria molto calde di origine africana, ma anche una configurazione che ci sospingeva delle masse d'aria da nord o nord-est, la cosiddetta bora o borino, comunque masse d'aria infuocate, perché se è vero che il borino risulta molto freddo, la bora in inverno, in estate può far alzare le temperature anche di 4-5 gradi rispetto ai valori del giorno precedente, quindi il borino in estate significa caldo molto torrido. Caldo torrido significa caldo secco. Almeno per quanto mi riguarda è una novità, insomma. Certo. Nei prossimi giorni, quindi fino al 15 sicuro? Diciamo che almeno fino al 15-16 possiamo essere certi che avremo ancora gran caldo, con temperature massime che rischieranno, soprattutto tra venerdì e sabato, di sfiorare o toccare addirittura in qualche zona i 38-39 gradi. Come detto, il target di solito è in alcune aree dell'Udinese e dell'Isontino, che con queste masse d'aria più secche riescono ad arrivare a queste temperature, quindi quello è il target. Successivamente voglio soltanto dire questo, in base alle ultime interpolazioni, ovviamente mi avvalgo dei dati in mio possesso in questo momento, sembra che entro la fine della seconda decade, quindi diciamo intorno al 17-18, al più tardi 19-20 agosto, riesca ad arrivare una massa di aria più fresca dal nord Europa. Non voglio creare false speranze, visto che ancora confermerò nei prossimi giorni questa eventualità, però sembra che possa succedere questo e come sempre cambiamento climatico è anche indice di
e eventi anche meteo più eccezionali. Esatto, volevo arrivare fin lì perché se è vero che, come ho scritto oggi nella puntata, è un caldo anomalo e noi dovremmo abituarci, lei mi ha già risposto nella prima domanda, e se dovremmo abituarci anche a quelle piogge monsoniche, non so come definirle, lei sicuramente saprà meglio di me, quegli eventi eccezionali anche dal punto di vista di grandi, ne abbiamo visto delle palle da tennis, no, anzi dei cubi Anche più praticamente grandi. che si scagliavano contro Fino a i 12 tetti e le centimetri di macchine. diametro, quindi un'intera mano. Quindi Cose impossibili una volta? allora, impossibili sì, diciamo, perché comunque adesso abbiamo una grande quantità di calore. Calore evidentemente significa energia per quanto riguarda i fenomeni estremi. Quindi, come in quest'estate, per quale motivo abbiamo avuto queste zone, soprattutto il Pordenonese, riguardo la Sì. nostra regione, ma possiamo anche parlare di altre zone del nord Italia, che hanno visto una quantità di grandinate come frequenza davvero eccezionali. Abbiamo avuto addirittura 15-20 grandinate in alcune aree e da noi 5-6 grandinate con chicchi appunto di 10-12 cm di diametro. Una energia che una volta ovviamente raggiungendo queste temperature, ma soprattutto avendo l'alternanza tra anticiclone africano che prima ci dà questa energia con queste temperature elevatissime, subito dopo seguita da degli affondi atlantici, quindi dell'aria più fresca e umida da Nord Europa, come tutti ben possono immaginare, il contrasto tra queste masse d'aria molto molto diverse porta a questi fenomeni che in alcuni casi diventano estremi. Una volta c'erano, ma erano molto meno frequenti. Adesso diventano veramente frequentissimi e non soltanto alle nostre latitudini, ma anche più a nord. L'Europa centrale è stata sconvolta da una terribile alluvione proprio un mese fa con centinaia di morti. Certo. Allora, Renda, abbiamo finito questa prima parte. Stia seduto, anche se la vedo che è un fuscello, Non mi magari non muovo. servirà a lei, serve a me. Cioè sarà la dietista, ma non per dimagrire, perché uno pensa dieta uguale dimagrire. No, proprio come comportarsi durante il caldo. Frutta meglio che verdura? Possiamo mangiare carne bianca piuttosto che quella rossa? Quando si può fare la griglia? Vedremo. Pubblicità. L'estate si fa sentire piuttosto rovente, c'è il caldo, ne abbiamo parlato fino adesso con Antonino Renda che è rimasto qua seduto incollato alla sedia, abbiamo parlato di clima, ora vogliamo parlare di dieta e nutrizione con la nostra Alessandra Tavian, dietista, fa parte della clinica dell'endocrinologia dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, da lei mi aspetto tutti i consigli possibili e immaginabili, ma non per dimagrire, che servirebbe a me, quanto per i telespettatori, per poter dare una mano a capire come ci si nutre durante l'estate con questo caldo. Frutta piuttosto che verdura, carne bianca piuttosto che rossa. Certo, allora è sicuramente un argomento scottante, caldo, tanto per restare nel tema. E, sicuramente la parola d'ordine deve essere idratazione. Bisogna idratarci adeguatamente, ricordando che ovviamente l'estate, il caldo, crea nel nostro corpo anche uno squilibrio di liquidi che quindi se non le reintroduciamo adeguatamente ovviamente ci può portare a una acutizzazione di patologie in chi soffre di patologie, ma anche in chi in realtà sta bene ovviamente ne soffre. Quindi anche solo per far fronte al caldo, la prima parola d'ordine è indubbiamente idratarci. Cosa dobbiamo bere? Sicuramente acqua, l'acqua è sempre la scelta migliore, portarsi sempre appresso una bottiglietta, una borraccetta d'acqua, se vogliamo pensare anche a, diciamo così, a un occhio ecologico, avere sempre con sé una piccola borraccetta da poter riempire al bisogno è sicuramente un'ottima scelta. Per avere proprio a portata di mano sempre qualche cosa da bere, perché l'altra parola d'ordine, oltre all'idratazione, è quello di farlo in modo diciamo prolungato nella giornata, cioè non bere grandi quantità
in un momento solo, ma piuttosto bere piccoli sorsi in modo regolare. In questo modo il nostro corpo riesce ad assimilare meglio tutta l'acqua di cui ha bisogno. Laddove l'acqua, sappiamo, non sempre magari è gradita, c'è chi magari l'acqua non la apprezza, tra virgolette, no? come dovrebbe, si può ricorrere a qualche espediente. Bisogna fare attenzione però a cosa? È sempre meglio evitare bibite zuccherate, come possono essere i tè, quelli freddi, preparati, diciamo così, nelle bottigliette, oppure le bibite zuccherate, cola, aranciate, cose di questo tipo. Meglio piuttosto puntare su delle acque aromatizzate che si possono fare benissimo in casa, o comprando anche al supermercato. Insomma, si trovano i filtri per gli infusi freddi, di vari sapori, di vari gusti, insomma ce n'è per tutti. Ecco, riesci a consigliarci magari qualche ricetta particolare, qualche infuso particolare? Non lo so, non so se le chiedo troppo, No, anzi, volendo invece prepararli a casa si può spaziare davvero, non lo so, a chi piace magari il lime e la menta, oppure si può pensare a un qualcosa di più classico come un'acqua e limone, oppure si possono mettere anche insieme dei sapori un po' più particolari come, non lo so, mi viene in mente il cetriolo insieme all'anguria, oppure la pesca col basilico. Sono un po' dei sapori che possono rendere l'acqua un pochettino più gradevole. Si lascia macerare, diciamo così, il frutto in una diciamo in una bacinella, in una bowl, no? Che magari lasciandola lì una notte o quantomeno prepararla la sera prima per il giorno dopo, e il giorno dopo avrà un sapore un po' alternativo, no? Insomma, ci dà un dolcino, che magari un tono di energia, qualcosa di diverso, insomma, per non bere la solita acqua, così. Esattamente, ecco. esattamente. Visto che tante volte uno dice mi mancano gli zuccheri, no? E allora giudico Coca-Cola, esatto. Immagino, e no, invece magari Infatti, ci sono queste... infatti, attenzione proprio al discorso zuccheri, perché molto spesso si pensa, soprattutto con la Coca-Cola, che sia molto dissetante, in realtà crea un po' un livello di dipendenza dallo zucchero, no? Che è proprio contenuto, che bevuta proprio in grandi quantità, al contrario, crea molta disidratazione. Quindi fare attenzione proprio con le bibite zuccherate. E non solo, mi vengono in mente anche tutti quei centrifugati, estratti, che adesso vanno molto, no? Anche nei bar, e diciamo così, ma anche a casa, no? Facciamo attenzione a che cosa ci mettiamo dentro in questi centrifugati, perché è chiaro che per creare un solo bicchiere di centrifugato la quantità di frutta che vado ad utilizzare è molta, e quindi questo ci porta sempre a un eccesso di zuccheri. Meglio abbinare anche qui la frutta con della verdura. Faccio sempre degli esempi. Utile potrebbe essere quello di creare il cosiddetto ACE, quindi magari arancia, carota, sedano anche, quindi magari utilizzando anche frutta di stagione, dicevamo prima la pesca col basilico, con la menta, in modo tale, diciamo così, da unire una parte di verdura con una parte di zuccheri, di frutta. Perché appunto la frutta contiene zuccheri e certo. Di conseguenza non possiamo pensare di consumarne in quantità libera. Sì, riusciamo a darci un giusto equilibrio, no? Tra le varie parti nutrizionali, no? Come se ci disegnassimo una torta, bisogna prendere un po' questa, un po' quell'altra, insomma non fare tutto, insomma non mangiare solo un'unica cosa, perché immagino che la varietà sia essenziale, no? Durante il giorno. 5 volte magari mangiare qualcosetta piuttosto che mangiare la sera in maniera pesante, perché dopo altro che calori che arrivano da sopra le coperte. Questa è proprio la seconda parola d'ordine. Ecco, carne bianca o carne rossa?
Cioè, si stanno già preparando per le Sempre. griglie, il 15 di agosto. Non, Esatto, esatto. Sempre meglio la carne bianca. Vero è che la carne rossa è giusto che anche questa ci sia nella nostra alimentazione, con le dovute attenzioni. La carne rossa, anche quando scegliamo una carne rossa magra, veicola all'interno del nostro corpo una notevole quantità di grassi e di colesterolo, per cui il consumo di carne rossa va sempre moderato, fin tanto che diventa l'eccezione della grigliata di Ferragosto. Non è la grigliata di Ferragosto che ne so, fa ingrassare o che no, ci squilibra proprio tutto, non so, tutto un anno di dieta. Vero è che fare attenzione che anche in quella grigliata di Ferragosto non ci sia un eccesso no, di alimenti molto ricchi in grassi, come possono essere le salsicce, i cevapcici, insomma, no, ma sì. magari puntare anche a delle carni bianche, per quanto possano essere sfiziose. Anche qui, se ci aggiungiamo delle salse, fare attenzione, no, perché sono sempre molto salate, oppure meglio aggiungerci delle spezie. No, nella carne, in modo tale che piuttosto che il sale abbiamo il sapore della spezia. Questo proprio per mantenere comunque un equilibrio anche in quei giorni di festa in cui effettivamente diciamo così, ci comportiamo in modo diverso dal solito. Insomma, l'importante è non esagerare, non fare gli sciocchi, insomma, e darci la pazza gioia, come dice lei, non sarà certo il 15 di agosto che ci rovinerà la dieta, però invece fare gli sciocchi, nel senso mangiare, abbuffarsi per poi andare a farsi una corsa pensando di dimagrire, quello no. Col caldo. Infatti, se posso aggiungere un'ultima cosa, mettiamoci vicino sempre una buona porzione di verdura, che sia cotta o che sia cruda. Anche in estate le minestre fatte con della verdura di stagione, magari mangiata tiepida, ma comunque l'insalata, i cetrioli, le carote, insomma tutta la verdura ci aiuta anche a garantire quel buon livello di idratazione che è fondamentale proprio per combattere proprio questo caldo e anche per accompagnare dei pasti un pochettino così particolari. Non dimentichiamoci della verdura che va consumata ogni pasto, pranzo e cena. Più ce n'è e meglio è l'unica cosa di cui proprio possiamo dire, possiamo dire questo. Non possiamo rinunciare, insomma, alla verdura. Esatto. Ecco, qual è la verdura principe della stagione? Possiamo spaziare ovviamente su pomodori, cetrioli, tutto quello che viene dal campo. Ricordiamoci sempre che di pomodori non esistono solo i ramati, esistono miliardi di tipi di verdura. Se non ci piace, tra virgolette, il pomodoro classico, possiamo andare sui ciliegini, datterini. Io ho fatto l'esempio dei pomodori, ma appunto anche i fagiolini. No, la stagione ci permette davvero di spaziare sui peperoni, le melanzane, tutto quanto. Non accontentiamoci, tra virgolette, di dire beh, questo non mi piace e quindi non lo mangio. Proviamolo magari in altre tipologie. Diamolo anche ai bambini questo valore nutrizionale. Assolutamente. No? Abituiamoli fino a piccoli. Grazie mille ad Alessandro Tavian per questo suo intervento. A voi, arrivederci. Bene, allora abbiamo concluso, Renda, sono le 8:15, ho anche una certa fame. Anch'io, dopo questi discorsi. Quindi, esattamente, quando ci rivediamo, non qua direttamente da missione, l'appuntamento per domani? Sia la mattina che la sera. Come sempre 2 appuntamenti giornalieri. Esatto, non mancate perché di questi tempi, insomma, bisogna sempre controllare il meteo, soprattutto a livello delle temperature, e quando scenderà ve lo dirà direttamente Renda. Assolutamente. In diretta su Teleferioli. Grazie mille, grazie a tutti. Ci vediamo domani con Screenshot. Buona serata a tutti.